Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati e ben ritrovato Sergio Taurino, Presidente dell'Associazione Consumatori dell'ADOC, ben arrivato ADOC Veneto. Buongiorno. Allora, ben arrivato bisogna dire perché ci fa piacere vederci, ma quando noi ci vediamo ci sono sempre questioni pruriginose da affrontare, gatte da pelare e situazioni non piacevoli, perché vuol dire che voi avete tante istanze da parte dei cittadini che si trovano in difficoltà, noi dall'altro abbiamo molte segnalazioni, le cose non vanno come andrebbero. Adesso poi vabbè, c'è stata una notizia proprio di queste recentissima, di queste ore, che è uscito il decreto di salvabollette, chiamiamolo così, si può chiamare se salva le bollette, ma per aiutare i tanti contribuenti, perché effettivamente le bollette sono aumentate ancora. Però ciò non toglie che abbiamo un aumento dei prezzi, voi avete fatto anche delle indagini, le avete riportate, adesso le analizzeremo, alle stelle, quindi l'inflazione che sta crescendo, prezzi dei carburanti che si erano calmierati, stanno ripartendo in quarta alla grande e non è ancora finito aprile, per cui io non so. E così tutto, servizi, qualsiasi cosa è aumentato. Che dopo uno mi dica che non c'è una speculazione dietro, mi viene da ridere, perché non è possibile, non è possibile. Qualsiasi cosa è aumentata. Dai, che cosa ve ne viene fuori? Che quadro avete? Poi entriamo nel dettaglio, Taurino. Bene, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Quello che ho portato, diciamo, in dote non è altro che il comunicato stampa del Comune di Padova, che ogni mese il settore di programmazione, controllo e statistica, quindi l'ufficio prezzi, così chiamato, di cui faccio parte, del Comune di Padova, dove ci vengono dall'ufficio di statistica riportate tutti i valori del mese precedente e il congiunturale, lo scostamento congiunturale dall'anno precedente a quest'anno. Vediamo se riusciamo a metterlo anche in onda. Vediamo se riusciamo a mettere questa... Così lo possiamo vedere anche dai nostri telespettatori, questa slide. Allora, che cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato questo, che effettivamente rispetto a quelli che dovrebbero essere gli aumenti giustificati o giustificabili nei vari settori, io sto pensando di più all'energia e all'alimentare. Ah, premesso, questo qua è relativo solo alla città di Padova, però questo Padova... è relativo, mi scuso se non l'ho detto prima, sì. È relativo alla città di Padova, per cui stiamo parlando chiaramente della realtà territoriale. Tutti i dati sono però Istat, quindi col paniere Istat, e vengono chiaramente rilevati dai funzionari del Comune di Padova, e poi dopo vengono riportati, tabellati, e vengono anche creati, diciamo, le statistiche, quelle ufficiali, che verranno fuori il giorno successivo. L'altra cosa da sottolineare è che si fa marzo su marzo, cioè o febbraio su marzo, allora, che non è un mese secondo me in cui c'erano state ancora le impennate stratosferiche, perché adesso ad aprile i beni alimentari hanno avuto... Questo che volevo dire. Allora, praticamente il comunicato stampa del 15 aprile riporta chiaramente i prezzi, l'andamento dei prezzi del mese precedente. Quindi abbiamo una variazione tendenziale, che significa io faccio una comparazione fra il mese dell'anno precedente e il mese in corso, marzo 2021 con marzo 2022. Certo. Cosa è cambiato in un anno? Quanto sono aumentati o diminuiti i prezzi? Poi c'è di fianco il congiunturale, che va da febbraio del 2022 a marzo del 2022, cioè il mese precedente. Quante erano i prezzi? Come erano messi i prezzi? Come sono messi i prezzi questo mese? Bene. Abbiamo notato una cosa veramente strana, che oserei dire strana perché poi dopo. Cioè, gli avvenimenti che si stanno succedendo in quest'ultimo periodo, no, non giustificano questi aumenti, no, spropositati, perché se torniamo, diciamo, a fare un po' di cronistoria, i primi aumenti sono stati di settembre-ottobre 2021 dell'energia, quando avete incominciato a vedere le bollette più alte, quando hanno incominciato a parlare del decreti salvabolletta, perché questo sarà il quarto e il quinto che fanno, certo, vabbè, sì. Ce ne saranno altri. Per cui poi dopo non mi vengano a dire che adesso la guerra in Ucraina, piuttosto che non l'aumento, la diminuzione del potere di acquisto del gas. No, ci devono dire, la verità ci dice, la verità sta scritta in questi numeri, che sicuramente c'è una bolla speculativa.
ma c'è la bolla speculativa e si vede anche, perché io non capisco qual è la ratio per cui chi per esempio ha accantonato tonnellate di frumento, tonnellate di mais, tonnellate di riso, eccetera, già appena è cominciato, sono cominciati i primi sommovimenti sul piano dell'energia, tutti i prezzi alimentari pian pianino sono saliti in base al principio che se io ho il grano che non posso più prenderlo dall'Ucraina, non posso più prenderlo dal Canada, cosa succede? Che aumenta la domanda e diminuisce l'offerta e quindi sale il prezzo. Bene. Sempre in base all'aumento della domanda. A dicembre, Elena, a novembre, io mi sono fatto un giro nei supermercati, perché io sono uno che bisogna che faccia il giro, no? Perché faccio la spesa, mi piace, te l'ho sempre detto, mi piace fare la spesa. Cosa ho notato? Ho notato che gli aumenti sono stati selettivi e molto chirurgici, Cioè? su alcuni alimenti e su altri no. Ma allora o ho una bolla inflattiva per cui tutti i prezzi dovrebbero salire perché si aumenta il trasporto, la distribuzione, la gestione dei materiali, come succede per la benzina, no? Allora aumentano i prezzi di quasi tutti gli alimenti. Invece è cominciato a sentire l'olio di semi di girasole a febbraio, perché l'Ucraina è la prima produttrice di olio di semi di girasole. Lo potrei anche capire, ma non capisco perché adesso abbiamo un aumento, per esempio, degli alimentari dello 7,4% da marzo del 2021 a marzo del 2022, la prima riga. Sì. E ogni mese sta salendo dello 0,4-0,5%. Ogni mese gli alimentari da ottobre a oggi aumentano dello 0,5%, che significa che in 5 mesi sono aumentati del 3%. Poi vai nei supermercati e incominci a vedere che non è un 3%, perché il 3% è basato su un paniere, ma vedi l'aumento dei prezzi su tutti gli alimenti che superano il 3%. Assolutamente sì. Ecco, ma io mi chiedo anche una cosa, le persone faranno anche i loro ragionamenti naturalmente, per cui se uno vede che quel prodotto è aumentato anche tanto, in modo indiscriminato, lo potrebbe lasciare sullo scaffale e non prenderlo, a meno che non sia un bene di prima necessità. Uno può anche variare il proprio paniere, no, di acquisto, in modo che, come succede tante volte, io parlavo anche con diversi direttori di supermercati che mi dicevano tempo addietro, ci sono dei prodotti che poi non vengono venduti, che restano lì, si arriva sotto data di scadenza e alcuni ci arrivano tranquillamente e basta, finisce là, cioè la gente non li compra perché si vede che il prezzo che viene offerto al pubblico non è quello che il cittadino reputa di voler spendere per quel prodotto, giusto? Quindi bisognerebbe anche adottare delle tecniche del genere. Se io vedo un prodotto che costava 2,50 € me lo trovo a 3,20 €, ma resta anche là, cioè se non ci muoio sopra, posso vivere con altro, penso, no? Posso risponderti, certo, proprio in merito alla questione, da uno che da 30 anni va a fare la spesa. No. Innanzitutto il marketing delle grandi compagnie, adesso parliamo di company, cioè non parliamo più delle casoin, parliamo di company. Le grandi compagnie di distribuzione alimentare, no, hanno in questi anni, e te l'ho detto già in altre occasioni, hanno perfezionato le loro tecniche, le loro tattiche, eccetera. Confondono le idee alla gente con i 2x3, con le offerte, eccetera, per poter chiaramente smaltire i magazzini. Ma quando si tratta di parlare di aumenti che la gente già a prima vista riesce a percepire, no? Il consumatore finale comincia a fare dei ragionamenti che non sono più quelli del topo che gira dentro tutti gli scaffali secondo un percorso che loro stabiliscono. Mi viene in mente tutti i grandi ipermercati, certo, adesso. Sì, io potrei chiudere gli occhi e andare in 4-5 grandi ipermercati, e la mia compagna che mi sta ascoltando lo sa, e chiudere gli occhi e sapere dove mettere le mani per prendere le cose. Le spostano solo ed esclusivamente quando variano i prezzi. Che questa è una tattica di marketing per disorientare anche il cliente abituale. Ma la cosa più importante, come hai detto tu Elena, è quello di non far sentire subito l'impatto col nuovo aumento. Come si fa? Ci sono varie modalità.
Però se tu mi dici da 2,50 a 3,20 e poi dopo mi fai un 3x2, io già non mi accorgo all'inizio. Però chi prende poi dopo quel prodotto uno solo, lo paga col 10% in più. Sì, sì. Questo innanzitutto secondo me sta diventando, prima poteva essere anche un marketing, diciamo, tra virgolette buono, adesso sta diventando un marketing talmente aggressivo che poi dopo ci troviamo a confrontarci con i cosiddetti sprechi alimentari. Ti vengo incontro dicendo tutti i prodotti alimentari freschi a scadenza sono aumentati di più degli altri. Perché? Sì. Perché sono quelli che sono più sensibili, bisogna venderli subito perché sennò poi dopo li devi buttare. Certo, ma le persone poi non li comprano. Ho capito, ma è quello il concetto, no? Sì, sì. Che in ogni caso adesso l'aumento dell'energia a cascata chiaramente ha prodotto una serie di aumenti. Io posso capire che aumenta il gasolio e sappiamo cosa sta succedendo. I trasporti sono aumentati del 14%, quindi se io devo trasportare una merce adesso, io camionista non riesco più a rientrare nelle spese perché se devo fare, come dicevano in televisione, lo dico dappertutto, un pieno che prima costava 500, adesso costa 1.000 euro, no? La merce che porto dentro sicuramente deve subire una piccola variazione di prezzo. Leggo un messaggio, scusate, mi sembra di capire che a parte il discorso energetico, tutti i rincari sono fasulli, cioè non giustificati se non una pura speculazione, punto di domanda. Non tutti, ci sono dei rincari giustificati, allora, ci sono dei punti di domanda che fanno pensare. Sì, e come hai esordito tu, uno ci pensa su un pochettino e capisce che proprio non è tutto così chiaro, così evidente di questi aumenti, perché ripeto, nella filiera sicuramente si creano gli aumenti nella filiera, si parte dal trasporto, immagazzinamento, gestione eccetera e quindi gli aumenti sono riscontrabili tra virgolette. La speculazione, la bolla speculativa avviene sempre ed esclusivamente quando ci sono le emergenze. Cara Elena, da 3 anni io vengo qua, da 10 anni vengo, ma nel periodo di lockdown, no? Quando la domanda era sotto zero e l'offerta era a 1.000, hai visto tu un calo micidiale dei prezzi? Sai dove l'abbiamo visto? Solo nell'energia. Ma come, dice uno, nell'energia? Sì, perché nei prodotti alimentari, cara Elena, stavamo in coda per 40 minuti, un'ora, non so se ti ricordi, con la mascherina fuori dai supermercati a prendere acqua per poter immagazzinare le provviste, casomai il Covid ci ammazzava tutti e veniva giù il mondo. Ma i prezzi dell'energia sono scesi anche del 30%, del 25%, del 20%, non so se ti ricordi che la benzina l'anno scorso a marzo costava 1,30, 1,35. Chi come me è un malato, un patito, se le ricorda le cose. Per cui, guarda caso, adesso parte l'energia e parte tutto quanto la filiera dell'energia. Ma mi va bene, saranno anche giustificati, ma il telespettatore mi dice: ma cosa ci azzecca, diceva uno famoso, cosa ci azzecca l'aumento dell'energia con lo spaventoso aumento del 14% negli alimentari, adesso 27% alcuni alimentari, perché? Infatti adesso ne parliamo insieme, perché effettivamente questo sta facendo arrabbiare parecchie persone, giustamente, perché quando non c'è una spiegazione che faccia comprendere, poi soprattutto diventa eccessivo, bisogna intervenire anche in qualche modo. È doveroso farlo, come in che termini? Pubblicità.